Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ciao a tutti amici, buongiorno, io sono Maria, pronta anche a dare il via a questo venerdì con lo sprint dell'oroscopo insieme a Radio.0. Come sempre andiamo un po' a capire come andrà la giornata, come saranno queste prossime ore, che sappiamo che il venerdì è quella giornata che dà un po' il primo passo verso il fine settimana, quindi ce la godiamo a pieno, ma andiamo un po' a capire cosa ci aspetterà oggi. Partiamo dai nostri Ariete, stuzzicati dalla luna in sestile e dal vostro governatore Marte che le fa da supporter, oggi c'ha pure il tifo, iniziate la giornata scalpitanti e pieni di buone intenzioni, non contate sugli altri però, ma solo sulle vostre forze, l'ambiente può sostenervi infatti, ma allo stesso tempo anche darvi battaglia, attenti. Toro, in casa il solito tran tran, quello di oggi, più movimentate invece le attività in proprio, rimuginare troppo non facilita, investite quindi come deciso senza troppi se e senza troppi ma, andate proprio sicuri. Qualche spesa pazza vi aspetta oggi, fatta con soddisfazione però, per cultura e viaggi magari, non rimpiangerete l'esborso ma anzi vi godrete questo vostro piccolo sogno. Gemelli, giornata frizzante questo venerdì, con la Luna e Marte abbracciati nel vostro segno, ideale per sostenere colloqui, fissare appuntamenti, ma anche incontrare facce nuove, una cosa che a voi piace sempre molto. Il pensiero positivo poi è lo strumento migliore per ottenere successo, basta crederci e tutto è possibile, ricordatelo. Cancro, voi se in coppia avete fatto qualcosa di sbagliato, adottate la tattica remissiva, sguardo da cagnolino pentito, orecchie basse per farvi perdonare tutto. Magari non è il metodo migliore, ma ci potete provare. Consolazioni quindi le rilanciate nelle piccole cose, dall'acquisto modaiolo al gelato extra large, che a noi piace sempre molto. L'importante oggi è coccolarvi e concedervi qualche extra. Leone, siamo da voi, la vivacità e la comunicativa con cui oggi tenete banco, tenete duro, dipendono soprattutto dal vostro carattere, già per natura lo sappiamo estroverso e dominatore. Parte del merito però oggi lo possiamo dare anche al sestile della coppia Luna-Marte che vi mette in pace con il mondo intorno, quindi parola d'ordine e tranquillità. Vergine, luna antipatica invece nei vostri confronti in coppia con Marte che vi infastidisce con una doppia quadratura e vi rende isterici e scatena pure l'emicrania, una cosa che proprio non ci voleva oggi. Maghi del business invece e delle trattative commerciali lo siete anche oggi, ma più in là non si va, rischierete infatti una delusione, cercate di volare basso. Bilancia, il trigono euforizzante della coppia Luna-Marte è una vera panacea per il vostro umore, poi di venerdì ancora di più. Vitalità, quindi buon umore, viaggi culturali o di lavoro sono tutti all'ordine del giorno. Utilizzate profumazioni fresche e leggere, consigliano le stelle, adatte al segno ad esempio le essenze del muschio, verde o bianco, scegliete voi. Scorpione, eccoci, comprensibile ma inutile preoccuparsi per il vostro futuro, tutto è in fase di trasformazione, di cambiamento, l'essenziale al momento è tenere un piede nella barca, questo è quello che dovete fare. Momenti romantici con gli affetti di sempre, quelli che vi conoscono a pieno, ma per stare bene con gli altri occorrono nuovi input, cercate di trovarli. Sagittario, tempi duri invece per chi ha un'attività in proprio, tasse, leggi, una clientela magari anche un po' sfiduciata dagli eventi finanziari del momento, non si trova proprio l'equilibrio giusto ed è qui che voi dovete mostrare il vostro sprint. Qualche tensione in più anche in famiglia o in coppia, oggi non è proprio la vostra giornata migliore, si andrà ad appesantire quindi una serata che voleva essere allegra, cercate di tirare su voi il morale come potete. E siamo dai nostri Capricorno, Luna e Marte vi parlano chiaro, impegno e salute sono gli argomenti del giorno, soprattutto se qualcuno in casa vi chiede un aiutino, quindi commissioni, spesa, farmacia, tutto quello che ci vuole. Poco spazio al relax pure in questa serata, ma la consapevolezza di essere utili agli altri è comunque molto appagante, non credete? Acquario, gettonati lo siete per forza, poi con l'avvicinarsi del fine settimana siete ancora un po' più euforici, ma comunque simpatici e originali. Se il partner c'è, ed è quello giusto, tenetevelo stretto, strettissimo e congedando con garbo i corteggiatori che comunque non vi dispiacciono. Lontani dalla routine vi sentite rinascere, riscoprendo il lato più autentico ed entusiasta del vostro cuore, quindi via libera alla fantasia. Chiudiamo ancora con i nostri pesci che chiudono la settimana con nulla da ridire su lavoro e studi, capitanati dal grande Giove. Sono le emozioni invece a sfuggire un po' al controllo. Luna e Marte vi rendono vulnerabili, quindi grande attenzione ai sentimenti. Famiglia in subbuglio in più, caratteri ed esigenze incompatibili rendono difficoltosi i rapporti e la convivenza. Cercate di rimettere in sesto l'equilibrio. E tutto quindi anche per questo nostro appuntamento con l'oroscopo del venerdì e per noi è tempo di salutarci. Auguriamo a tutti una buona giornata, un buon weekend amici e buona fortuna. Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0